Al presidente della regione Veneto Luca Zaia in merito alla superstrada a pagamento Pedemontana Veneta. L'alluvione del 1 novembre 2010 coinvolse 500.000 persone e numerose furono le frane. Questa alluvione fu preceduta e seguita da altri eventi calamitosi. Oltre alle 2 persone morte, altissimo è il prezzo che stiamo pagando. Nel nostro territorio prealpino, ricco d'acqua, si è costruito molto ed in modo disordinato. Bisogna cambiare rotta, altrimenti i disastri si ripeteranno. Viviamo in una zona a rischio. Questa frase l'ha detta il vice commissario per l'emergenza alluvione al Giornale di Vicenza nel marzo 2011, Mariano Carraro. All'opposto stanno iniziando i lavori della superstrada a pagamento Pedemontana Veneta, una grande impermeabilizzazione del suolo, dove l'acqua, scorrendo rapidamente, non ricarica la falda e provoca danni. La Pedemontana costituirà una continua interferenza con la falda, a causa dei 45 km in trincea che bloccheranno la falda nord mentre l'acqua piovana vi penetrerà senza la depurazione di ghiaia e sabbia. Per i pilastri, indispensabile per scavalcare rogge, torrenti e strade. Per i sottopassi, necessari a collegare un territorio diviso in 2, per le voragini che si scaveranno per sottopassare i torrenti. A Montecchio Maggiore la falda è emersa nella tangenziale, cioè in quel tratto che diventerà l'inizio della Pedemontana. Nel luogo dove si scaverà per sottopassare il torrente Poscola, la falda raggiunge meno metri 5,65 dal piano campagna e con escursioni in profondità sino a metri 15. Dico questo perché la Pedemontana dovrà sottopassare, è previsto sottopassare questo torrente Poscola e quindi sottopassare anche la falda, cioè scavare una voragine di 30 metri ai piedi di un colle. Le gallerie tra Montecchio Maggiore e Malo distruggeranno percorsi e bacine d'acqua interni a queste colline carsiche. Tutto ciò comporterà ulteriori allagamenti e perdita d'acqua potabile. La Pedemontana sarà un fallimento viabilistico perché una superstrada utile non ha bisogno di complanari. Siamo invece arrivati a 55 km di complanari per un totale di 10 corsie su 95 km di Pedemontana. Le complanare vengono rivendicate dai sindaci perché la superstrada è a pagamento ed è un condotto chiuso con poche uscite. In pratica un'autostrada con relativi obsoleti caselli che creerà grossi problemi alla viabilità locale. Non vogliamo l'inutile, costoso e devastante tratto tra Montecchio Maggiore e la 31 Valdastico Nord. Tiene già direttamente collegata alla Serenissima tramite la stessa Valdastico Nord. Sì, invece al completamento della nuova 246 sino a Valdagno, sì al nuovo casello di Alte Ceccato. La strada Gasparona serve già e gratuitamente il nord vicentino, ma il progetto della Pedemontana la renderà inutilizzabile, quando invece basterebbe allargarla. Il terreno ai lati è già di proprietà della provincia, con il vantaggio inoltre che durante i lavori la Gasparona resterebbe aperta al traffico. Vedi per questo l'emendamento del consigliere provinciale Mauro Beraldin dell'8/6/2010. No all'autostrada Pedemontana, sì ad un'opera leggera, utile al territorio e quindi aperta e rispondente ai bisogni di intermodalità, cioè lo scambio tra il traffico su gomma con la rotaia. La superstrada a pagamento Pedemontana Veneta costa 2,2 miliardi di euro. Nel frattempo è già aumentato il prezzo. Un prezzo enorme che dopo l'alluvione è destinato ad aumentare. 120 milioni di euro sono inoltre stanziati dalla Regione per le opere complementari.
Non vogliamo destinare queste risorse a vantaggio di pochi soggetti, non vogliamo accollarci pedaggi e tasse, non vogliamo subire le ricadute negative di un'opera così impattante. Danni alla salute, perdita di valore delle nostre case, dei prodotti agricoli, spese per opere idrauliche che si renderanno indispensabili, espropri 2843, distruzione di abitazioni, 22 nel solo vicentino, e poi la cementificazione attorno ai 95 km di pedemontana. Montecchio Maggiore, Trissino, Castelgomberto, Brogliano, Cornedo, Malo, Isole Vicentine, Villaverla, Tiene, Montecchio Precalcino, Sarcedo, Breganze, Mason, Pianezze, Marosti, Canove, Mussolente, Tezze sul Brenta, Bassano del Grappa, Cassola, Rosà, Romano de Zelino e così via sino a Spresiano in provincia di Treviso. C'è qualcuno che abbia calcolato, mettendoli sul piatto della bilancia, vantaggi e svantaggi della superstrada? Il commissario straordinario per la superstrada a pagamento pedemontana veneta, Silvano Vernizzi, nominato dal governo il 15 agosto 2009 su richiesta dell'allora presidente Galan in nome di un'emergenza traffico, quando in realtà il traffico era ed è diminuito del 20% delle auto e del 30% dei camion, e anche questo dato è superato. È stato calcolato che qua nei primi mesi del 2012 il traffico è ulteriormente calato. Nega la pubblicizzazione della convenzione economica tra la Regione e del consorzio di ditte spagnole SIS, che realizzerà l'opera in project financing, e nega la pubblicizzazione del progetto esecutivo. Vogliamo trasparenza. Qui si tratta di denaro pubblico, di salute, di proprietà privata, del futuro del nostro territorio. Presidente Zaia, il 19 settembre 2010 il dottor Elvio Gatto di Altivoli, a nome dei comitati a lei si era rivolto con una lettera istanza, non ricevendone però risposta. A questo punto le chiediamo di fermare i lavori della superstrada a pagamento pedemontana veneta e di accettare di incontrarci.